volontario ha accettato di tenere questa conferenza, che è la terza del ciclo, cioè la seconda conferenza, perché poi abbiamo avuto una passeggiata architettonica. Professoressa di storia dell'architettura all'Università di Firenze, qui al Dipartimento, ha all'attivo tantissimi progetti, incarichi di ricerca su personaggi chiave dell'architettura, soprattutto dell'età moderna, in particolare Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Ha fatto parte e continua a far parte di numerosi comitati scientifici, di mostre, di musei, di istituzioni culturali, di centri di ricerca, fra cui la Biblioteca Leonardiana di Vinci, il Centro Studi sul Paesaggio Toscano, il nuovo percorso museale che si sta approntando a Santa Croce, e quindi poi ha all'attivo convegni, seminari e tantissime pubblicazioni, fra monografie, articoli in rivista, in miscellanee, eccetera. Tra i progetti più recenti che mi hanno colpito sono tutti e due sulla digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione dei giochi, dei digital game, esatto, vero? Sì. Quindi sempre Michelangelo e buonasera, benvenuta. Io quindi darei subito la parola alla collega Emanuela e invito chi è a casa a spengere anche le telecamere, perché appunto la rete si regge, ma insomma non sappiamo quanto, e eventualmente poi arriveremo fino alle 11:15, sì, se è 20, poi ci saranno delle domande, le potete anche scrivere sulla chat. Grazie. Mi sentite? Prego. Spero mi sentiate. Allora, grazie agli organizzatori, è sempre un piacere condividere le ricerche anche, come dire, con un pubblico più ampio, perché, come sapete, l'università ha anche questo ambito di lavoro che è la terza missione, a cui tutti noi docenti teniamo tanto, perché appunto è un modo per rendere sempre più, come dire, allargate i nostri studi, che rischiano se no di rimanere così isolati nell'ambito esclusivamente accademico. Per quanto riguarda la mia presenza oggi è per, come dire, portarvi a fare una serie di osservazioni su temi che sono pienamente vicini per chi abita nella nostra città e nella nostra regione, in quanto nel cruciale passaggio dalla Repubblica al Principato si consolidano una serie di percorsi, interventi su monumenti che hanno ipotecato fortemente l'immagine della città e del territorio. Questo perché, come è stato detto più volte, è proprio la riorganizzazione delle magistrature da Cosimo I in poi che permette un controllo e una progettazione organica della città e del territorio. C'è un microfono aperto. Ecco, perfetto, l'hanno spento. Si diceva appunto che proprio grazie alla riorganizzazione che Cosimo I fa delle magistrature deputate al governo del territorio e anche alla gestione dei cantieri pubblici, che permette una riprogettazione organica di ampi settori della città e anche soprattutto del territorio. Quindi in questa nostra conversazione torneremo a conoscere Cosimo I e i suoi figli, quindi Cosimo Duca e poi Granduca, e il suo successore Francesco I, che morto, come sapete, in circostanze misteriose, ma probabilmente di morte naturale, come oggi sappiamo, nel 1587 ha come successore Ferdinando I, il fratello cardinale, che però non aveva preso completamente i voti, quindi si era lasciato, come dire, una strada libera per diventare Granduca, e quindi vedete che si tratta di un governo molto ampio, quasi un secolo, che ipoteca appunto, come dicevo prima, l'immagine della città e del territorio.
C'è una continuità diretta, questo la storiografia l'ha ben evidenziato, fra la politica primo di Ferdinando, quindi c'è un atteggiamento di Ferdinando I molto, come dire, rispettoso e anche quasi deferente nei confronti degli indirizzi della politica architettonica e territoriale di Cosimo I, mentre con il Principato di Francesco si riconosce un'attività che ha un orientamento diverso. Viene chiamato appunto, in seguito al celeberrimo libro di Berti, Il principe dello studiolo, mi riferisco a Francesco I, proprio per evidenziarne caratteristiche diverse, sia di indole ma anche proprio di politica culturale. Pertanto, se dovessimo individuare un filo rosso, questo filo rosso è ben distinguibile fra l'azione sull'architettura, sulla città, sul territorio, fra Cosimo I e Ferdinando, mentre si potrebbe individuare una cesura con il Principato di Francesco I. Francesco I è anche la figura meno studiata dal punto di vista del territorio, della sua attività sul territorio e sull'architettura, fatto salvo la grande impresa di Pratolino, a cui si lega indissolubilmente la sua figura e il suo mecenatismo, oltre che a quello straordinario intervento che è appunto lo studiolo contiguo al Salone 500. Gli altri due personaggi invece appunto hanno avuto una maggiore attenzione come dire, alla riconfigurazione di interi settori urbani e anche a lavori infrastrutturali. Se pensiamo ad esempio, e lo vedremo, all'acquedotto che Cosimo I costruisce per Firenze, il primo acquedotto dopo la Florenza romana, o l'acquedotto che costruisce Ferdinando I per Pisa. Quindi ci sono anche proprio interventi legati proprio all'infrastruttura e quindi al miglioramento generale della vita della città, per non parlare poi di tutti i lavori idraulici che anche la professoressa Guarducci e il professor Rombai hanno studiato con grande attenzione, che anche questi accomunano la politica di Cosimo e di Ferdinando I. Ci sono lavori che oggi sembrerebbero quasi impossibili da realizzare, come il taglio delle numerose anse dell'Arno, che oggi farebbero tremare i polsi a qualsiasi amministrazione regionale o di ambito provinciale. Francesco invece, ribadisco, costruisce questa residenza nei pressi di Piazza San Marco, il Casino Mediceo, che anche ancora oggi esiste, che è stato oggetto di un restauro accurato negli ultimi 20 anni, e poi appunto la già ricordata Villa di Pratolino. Se poi guardiamo agli architetti con cui questi grandi committenti si legano, ognuno ha avuto un architetto di fiducia. Cosimo I certamente si lega alla figura di Giorgio Vasari, con tutta una serie però di tecnici che hanno affiancato Vasari, perché Vasari è stato un grande regista che ha spesso delegato poi gli aspetti più pratici e tecnici a collaboratori di primo ordine, sia nei cantieri fiorentini che nei cantieri pisani legati ai Cavalieri di Santo Stefano o ad esempio nella stessa città di Arezzo, sua patria. Francesco I lega il suo nome in modo indissolubile alla figura di Buontalenti, anche questo architetto, scenografo, pittore in gioventù, quindi una figura poliedrica che proprio negli ultimi anni, anche questa sta conoscendo nuove ricerche dopo un oblio di circa 30 anni, e Ferdinando I è legato a una figura che diciamo anche questa sta più fra l'ingegnere, più vicino all'ingegneria che all'architettura, che è Raffaello Di Pagno, sconosciuto ai più, ma che insomma anche questo ha costruito tanto, se l'era portato anche a Roma quando lui era cardinale, e poi certamente ha un rapporto privilegiato con Ammannati con cui anche Cosimo I aveva avuto una relazione molto stretta. Diciamo che con Cosimo Vasari si occupa soprattutto di Palazzo Vecchio, dei cantieri pisani, mentre Ammannati si occupa di Palazzo Pitti. Quindi è come se le due figure si dividessero il mercato dell'architettura e dei grandi cantieri pubblici. Quindi è un mondo molto interessante, molto studiato anche. Gli studi interdisciplinari si sono affermati, diciamo, dagli anni 70-80 in poi,
E poi ora c'è un filone legato soprattutto allo studio del carteggio di questi grandi personaggi, che sta curando questa fondazione americana, il Medici Archives Project, che ha sede negli Stati Uniti ma una sede anche a Firenze, che sta schedando, e ha un sito che potete anche consultare, tutte le lettere che fanno parte di questo grandioso fondo che si chiama Archivio Medicio del Principato. Tutte le lettere scritte da e a i Granduchi sono conservate nell'Archivio di Stato di Firenze, principalmente. Poi ci sono anche altri nuclei documentari, ma insomma il grosso delle, che anche questo sfugge alla nostra comprensione, quindi anche 30, 40, 50 lettere al giorno, le lettere scritte anche ai loro segretari, sono tutti documenti che si conservano all'Archivio di Stato, e grazie a questa fondazione progressivamente li stanno tutti digitalizzando, e alcuni sono anche trascritti. Quindi se voi andate a cercare su Google Medici Archives Project, troverete questa straordinaria restituzione di documenti, che si può anche interrogare con delle parole chiave. Quindi vi invito, anche se avete delle curiosità, a consultare questo sito, perché offre veramente l'opportunità di leggere sia il documento, e quindi avere anche un confronto con le carte che questi esponenti della famiglia Medici hanno lasciato alla nostra proprio come eredità culturale di straordinaria importanza. E sono carteggi che trattano di tutto, di politica, di guerra, ma anche e soprattutto di arte e di architettura, e che ha costituito, come dire, la base per importantissimi studi. Allo stesso modo, in Archivio di Stato si conservano i registri della contabilità della famiglia, e alcuni registri sono proprio legati alla contabilità del cantiere. C'è una tradizione a Firenze sulla gestione del cantiere, legata al fatto che i committenti di architettura a Firenze sono stati fin, diciamo così, dal 300 in poi, quando si sviluppa la committenza privata di architettura, dei grandi mercanti. Quindi è nel DNA della committenza fiorentina quella di saper gestire i propri cantieri come gestiscono l'azienda di famiglia, quindi con la stessa acribia, con la stessa anche modalità della famosa partita doppia, che è un'acquisizione appunto della cultura mercantesca fiorentina, e pertanto come si sono conservati i registri per la costruzione di Palazzo Strozzi, oppure per la casa del cancelliere Bartolomeo Scala in Borgo Pinti per i 400, così si sono conservati i registri dei pagamenti dei cantieri dei Medici Granduchi per le più importanti fabbriche, sia pubbliche che, fra virgolette, private, cioè per le ville. Quindi sono proprio questa copiosa serie di documenti che può essere interrogata, può essere studiata. Naturalmente questa non è digitalizzata, quindi si può studiare soltanto in Archivio di Stato, ma che quasi giornalmente fornisce le informazioni proprio per entrare in questi cantieri, e quindi capire quante maestranze sono state impiegate per costruire quella data fondazione, piuttosto che per realizzare quella scultura, piuttosto che per impiantare gli abeti e altre alberature nel giardino di Boboli. Quindi diciamo che la necessità di tenere sotto controllo i fondi, e quindi tenere con oculatezza i conti, ci ha consegnato tutta questa serie di registri interessantissimi, che ci permettono appunto di entrare quasi nel quotidiano della gestione del cantiere. Quindi abbiamo visto, vi ho ricordato la serie dei carteggi dei Granduchi, che sono una fonte straordinaria, e poi vi ho ricordato anche questi registri che si chiamano registri di conti, e sono conservati nel fondo Fortezze e Fabbriche Medici. Quindi chi volesse anche approfondire, prendendo libri come ad esempio il volume di Allegri Cecchi su Palazzo Vecchio ai Medici, della Spes del 1983, potrà vedere che tutte le loro schede sui lavori fatti da Vasari dentro Palazzo Vecchio hanno, sezione per sezione, citati documenti da cui le notizie che Allegri e Cecchi hanno con grande attenzione collazionato sono ritrovabili nei registri dell'Archivio di Stato. Entriamo più appunto a conoscere la committenza di questi Granduchi, e in particolare iniziamo con il primo, cioè Cosimo I.
Cosimo I, che come sapete diventa duca quasi per caso, perché lui appartiene al ramo cadetto della famiglia Medici, a quel ramo che la storiografia identifica come di Pier Francesco il Popolano. Quindi un ramo che già al tempo del padre di Cosimo il Vecchio è il Cosimo del 400, quello di Palazzo Medici Riccardi, di Palazzo Medici naturalmente, che muore nel 1469, già a quell'epoca la famiglia si divide e quindi c'è il ramo di Cosimo Pater Patrie e il ramo di Pier Francesco il Popolano. Quindi Pier Francesco, come dice lo stesso epiteto del Popolano, è il ramo di quelli che hanno avuto meno fortuna. Però quando Alessandro de' Medici, il primo duca di Firenze, viene assassinato, non ci sono eredi maschi. C'è Caterina de' Medici, che è la sorella di Alessandro, ma che se ne sta in Francia. E quindi gli ottimati fiorentini, alla morte, alla morte violenta di Alessandro, pensano di poter riacquisire una certa come dire, libertà, fra virgolette, chiamando un giovincello che all'epoca aveva 17 anni, pensando così di una sorta di duca nelle loro mani facilmente orientabile, ma in realtà fanno, come dire, una scelta in questo senso non azzeccata, perché in realtà Cosimo mostrerà fin da subito un piglio e una capacità decisionale all'altezza, come dire, dei suoi antenati, anche perché lui è figlio di Giovanni delle Bande Nere, capitano di Ventura, e lui aveva fatto un percorso formativo legato proprio al mestiere delle armi, quindi era stato educato non tanto per diventare un principe, quindi un signore, quanto proprio un uomo d'arme. E questo però sappiamo cosa vuol dire, perché a quell'epoca diventare uomo d'arme voleva comunque essere istruiti sui testi classici, ma anche sapere di matematica e di geometria, perché si stavano affermando le nuove armi da fuoco e quindi per un condottiero era necessario conoscere la balistica e sapere leggere una carta topografica, oltre che avere contezza di come si gestisce l'artiglieria. Pertanto il giovane Cosimo, appunto, a differenza di quanto si poteva pensare, si dimostra subito all'altezza del compito che gli è stato affidato. E in pochi anni, come dire, non soltanto procederà all'annientamento dei suoi oppositori, i famosi antimedicei, che avevano a Roma la loro roccaforte, con Bindo Altoviti, uno dei più agguerriti oppositori di Cosimo, ma riuscirà anche a prendersi lo Stato senese e quindi a riunificare sostanzialmente la Toscana, ad eccezione di Lucca, che rimarrà un enclave fino al 1848, quando poi entrerà a far parte del Granducato di Toscana. Quindi il giovane Cosimo, diciamo che nei primi anni del suo principato è impegnato soprattutto a far fuori i nemici interni e a riorganizzare le magistrature dello Stato, con un'azione riformatrice molto serrata, certamente coadiuvato da figure come quella di Campana o di altri personaggi della corte che lo aiutano certamente in questa impresa. Ma non solo, riesce anche a acquisire una posizione di primo piano perché sposa la secondogenita di Don Pedro di Toledo, cioè il viceré di Napoli. Il matrimonio è un matrimonio sostanzialmente, dicono le fonti, non solo combinato, ma anche, come dire, diciamo semplificando, d'amore, facendo un po' di, come dire, anche di gossip, comunque un'unione che darà a Cosimo 9 eredi vivi e alla povera Eleonora di Toledo circa 13-14 gravidanze. E infatti lei morirà giovanissima, poco più di 40 anni, nel 1562. Quindi questi primi anni lo vedono impegnato soprattutto sul piano politico e quindi diciamo che dal 1542 quando riesce con la battaglia di Montemurlo a sconfiggere lo Strozzi, il suo nemico per eccellenza insieme all'Altoviti, dal 42
alla guerra di Siena, quindi 54-55, i suoi interventi sono interventi importanti, ma la svolta si ha a partire dal 1557 con il trattato di Cateau-Cambrésis, che, come dire, mette un punto all'assetto territoriale, come vi dicevo, con l'acquisizione di Siena, e quindi dal 57 in poi si ha una svolta nella committenza di Cosimo. Guarda caso gli Uffizi prendono piede proprio nel 1559 come progetto, quindi diciamo che si nota proprio una svolta nella ampiezza, nell'articolazione dei progetti a partire dal 1557. Quindi potremmo dire che nella committenza di Cosimo I c'è una prima fase che va dal 42 alla guerra di Siena e poi una fase che inizia con la conclusione della guerra di Siena e si prolunga grazie anche al trattato di Cateau-Cambrésis del 57 fino all'anno della sua morte nel 1574. La sua azione sul territorio e sulla città trova una celebrazione iconografica in queste medaglie che vi propongo. Siamo nel 1562-65, quindi quando ormai è ben consolidato il suo potere. Nel 65 ci sarà il matrimonio del figlio Francesco I con la Giovanna d'Austria, quindi ulteriore affermazione sul piano internazionale attraverso il matrimonio del suo erede diretto. E queste medaglie sono interessanti perché vengono riproposte nell'allestimento straordinario che viene approntato per accogliere la Giovanna d'Austria in città. Quindi hanno una versione effimera negli apparati trionfali, vengono dipinti perduti e poi vengono riprodotte in queste medaglie che dovevano circolare e quindi, come dire, essere una sorta di biglietto da visita delle imprese di Cosimo stesso. E cosa vediamo? Vediamo appunto, ve ne propongo alcune e ora le commentiamo, le più importanti: la riconfigurazione del porto di Livorno, la medaglia legata alla costruzione degli edifici pisani, quindi per i Cavalieri Santo Stefano, ordine militare che Cosimo fonda nel 1562 per avere appunto la nobiltà impegnata nella difesa delle coste, creando quindi una sorta di flotta proprio della dinastia. E poi la colonna della giustizia, che ancora oggi la troviamo in via Tornabuoni, che ricorda appunto anche l'azione pacificatrice e il buon governo di Cosimo. E poi questa straordinaria medaglia che a me è sempre tanto appassionata, In Minutus Crevit. Allora, questo è un toro furente e questa medaglia si riferisce ai lavori idraulici che Cosimo ha fatto per contrastare le esondazioni distruttive dell'Arno e degli altri corsi del territorio toscano, quindi l'Ombrone, ma anche altri, la parte del cerchio che riguardava il territorio non lucchese e molti altri corsi d'acqua. L'Era, che insomma tutti quei corsi d'acqua che siamo nel periodo della piccola glaciazione, insomma, che uscivano continuamente d'inverno. Perché il toro furente? Allora, il toro furente è un mito, addirittura questa iconografia del fiume come toro è un tema iconografico che risale addirittura all'antica Grecia. E quindi è un tema iconografico che è messo a punto, come gli altri del resto, da Vincenzio Borghini, questo monaco benedettino, una figura straordinaria, un poligrafo che ha lasciato decine e decine di carte che ora sono conservate per lo più alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e che è considerato l'alter ego di Vasari, cioè la testa pensante, diciamo, quello che studiava, mentre Vasari appunto era un grande esecutore, regista di cantieri, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi temi iconografici li mette a punto Borghini, e questo
del toro furente è uno di questi. Minutus crevit, cosa vuol dire? Vuol dire che non domato cresce, quindi l'acqua non controllata fuoriesce. Questa è una delle medaglie più interessanti, ma anche le altre sono tutte molto interessanti. Questa è dedicata agli uffizi pubblici e comoditati, quindi a servizio della città, questo voler unificare gli uffici delle magistrature in un unico luogo, questi sono gli uffizi nella loro origine, accanto però al Palazzo del Potere, Palazzo Vecchio, dove Cosimo si trasferisce nel 1540. Prima dove stava? Stava a Palazzo Medici, ma Palazzo Medici non era suo, perché Palazzo Medici apparteneva all'altro ramo della famiglia, quindi lui era in affitto, diciamo, come del resto molti altri beni che venivano dal ramo principale, lui l'ha dovuti pagare alla vedova di Alessandro de' Medici o alla stessa Caterina. Invece Palazzo Vecchio si trasferisce appunto e ne fa la sede della sua corte nel 1540 e accanto a Palazzo Vecchio costruisce gli Uffizi. In questo caso fa un'operazione che già aveva fatto il suocero a Napoli, quindi è come se lui si confrontasse con il suocero, cioè le grandi come dire, intuizioni o comunque indirizzi che vengono elaborati dal suocero alla città di Napoli trovano un riscontro, seppur indiretto, anche a Firenze. Don Pedro di Toledo del resto è una figura straordinaria, anche questa, e ci sono molti studi sia su Eleonora che su Don Pedro che mettono in evidenza appunto quanto la cultura napoletana abbia inciso anche sulla committenza e sugli orientamenti come dire, di politica di lavori pubblici e anche di cultura progettuale su Cosimo I. Quindi abbiamo una medaglia dedicata agli Uffizi, naturalmente ogni fronte ha sul retro la figura, il suo volto, quindi a creare proprio come la monetazione romana una connessione diretta fra il committente e l'opera che va a realizzare. Molto interessante anche quella di Palazzo Pitti, pulcriora latent, cioè le cose più belle sono nascoste. Perché Palazzo Pitti è accompagnato da questa scritta? Allora, Palazzo Pitti, come forse saprete, è stato acquistato nel 1550, si dice, da Eleonora di Toledo. In realtà è stato acquistato da Cosimo con i soldi della dote di Eleonora di Toledo, quindi è come se lui avesse attinto ai soldi che Eleonora aveva in dote, molti, per investirli in questa parte di città. Compra e diciamo Cosimo tramite Eleonora, poi qui ci sono due visioni di pensiero, c'è chi dice che Eleonora sia stata autonoma del tutto, altri invece, come io penso, ritengono che Eleonora abbia agito per nome e per conto, anche perché erano i soldi della sua dote. Eleonora a quell'epoca era molto più importante di Cosimo, anche se noi non lo possiamo forse percepire totalmente, ma Eleonora appunto era figlia del viceré, quindi di un rappresentante dell'imperatore in Italia, Carlo V. Cosa compra? Compra quindi un palazzo quattrocentesco da finire incompleto e un vasto terreno alle spalle del palazzo, che poi approfondiremo. Perché proprio questo palazzo suscita l'interesse con tutti i palazzi che c'erano in città? Ma io ritengo che questo palazzo e questa grande proprietà sul retro abbia suscitato l'interesse della coppia ducale proprio per le sue potenzialità di ordine topografico ma anche naturalistico. Allora, in quest'area dietro Palazzo Pitti si trovano le uniche sorgenti della città. Firenze è stata sempre una città di pozzi, perché le sorgenti in città erano scarsissime proprio per il carattere del terreno della città stessa e anche per la facilità con cui si potevano scavare pozzi, perché bastava andare sotto 3 metri e si trovava l'acqua, perché la falda era molto vicino alla quota di campagna. Ma le uniche sorgenti, cioè quindi la possibilità di avere acqua fresca, acqua sorgiva, era solo in quella parte della città. Ce lo dicono varie fonti e vari cronisti e quindi diciamo la possibilità di avere quindi un approvvigionamento di acqua per chi volesse costruire un giardino, come sapete anche oggi è una evidenza necessaria. Ma per Cosimo che aveva fatto il militare
come dire, come formazione. Questo aveva anche una conseguenza molto più chiara e strategica. Come uomo d'arme sapeva bene che i pozzi si possono avvelenare in modo molto semplice, anche mettendoci del grano avariato. Quindi la possibilità di avere acqua sorgiva permette, in caso di assedio o in caso di difficoltà, di disporre di acqua che non si esaurisce e soprattutto che non può essere contaminata. Quindi anche dal punto di vista proprio della sua mentalità di uomo d'arme, questa area aveva una valenza strategica fondamentale. E poi la proprietà che lui va a acquistare si prolunga fino alle mura, quindi in questo modo poteva, in caso di pericolo, entrare in Palazzo Pitti e uscire direttamente fuori dalle mura. Consideriamo che anche l'acquedotto, di cui parleremo fra un attimo, è stato costruito in gran parte percorribile, quindi si poteva anche senza uscire allo scoperto da Palazzo Pitti fare questo pezzo dell'acquedotto, che è quasi un camminamento in trincea, e trovarsi al di fuori delle mura. Poi Palazzo Pitti per lungo tempo è stato un luogo, diciamo almeno fino agli anni 70 del Cinquecento, molto riservato alla famiglia del duca e poi granduca. Quindi non è che tutti potevano entrare a Palazzo Pitti. Gli ambasciatori, certamente, i notabili, e soprattutto poi questa immagine di una struttura quasi fortificata, no? Queste bugne gigantesche che in alcuni punti raggiungono anche 2 metri di lunghezza, che sono state cavate proprio sul retro. Infatti il Giardino di Boboli è il primo esempio di ripristino di una cava in senso ambientale. È un giardino che nasce da un vuoto che è la cava che Luca Pitti aveva utilizzato per costruire il palazzo nel 1460 circa. Quindi questa immagine così munita, diciamo, si confronta invece con la meraviglia del giardino che Eleonora e Cosimo hanno costruito nel corso di circa 25-30 anni alle spalle del palazzo. Quindi pulcriora latent, le cose più belle sono quelle nascoste. Poi abbiamo naturalmente altre medaglie come quella del Capricorno, perché Cosimo, nonostante fosse nato il 12 maggio, ha scelto come suo segno zodiacale, perché Augusto prima di lui e Carlo V dopo di lui l'avevano scelto proprio come proprio segno. Quindi lui si sceglie, dice: io non sono dei gemelli, sono del Capricorno, perché Capricorno era appunto il segno zodiacale sia di Ottaviano Augusto che di Carlo V. Si diceva appunto il suo intervento in città. Allora, queste foto aeree ci fanno ben capire quale sia la matrice della Florenzia romana, che è ben riconoscibile nella parte centrale, le mura della seconda cerchia comunale, quella della fine del XII secolo, e poi il grande ampliamento della terza cerchia, che rimane in gran parte la metà del XIX secolo. La fortezza è un'impresa del predecessore di Cosimo, cioè Alessandro de' Medici, che come unico segno in città ha lasciato una macchina da guerra, mentre molto più esteso, capillare, pervasivo è l'intervento di Cosimo nella città di Firenze. Allora, Palazzo Vecchio è il primo, diciamo, intervento, è il primo monumento su cui si concentra la sua attenzione in città, proprio perché nel 1540, come vi dicevo, lascia Palazzo Medici e si trasferisce in Palazzo Vecchio, che da sempre è la sede del governo fiorentino. Ma quando la Repubblica Fiorentina costruisce Palazzo Vecchio, il governo, come sapete, che era costituito dai priori, i priori abitavano in degli appartamenti, ma erano tutti uomini e ci stavano per periodi limitati. Quindi diciamo che non c'erano ambienti in grado di assicurare la residenzialità adeguata di una corte in costruzione. Possiamo dire che durante gli anni di Pier Soderini, quindi siamo dal 1500, dall'inizio dei primi anni del Cinquecento fino al 1512, lui si era portato la moglie, il Pier Soderini,
creando grande scandalo, perché appunto a Palazzo Vecchio ci stavano solo gli uomini. Lui aveva dovuto adattare una parte d'appartamento proprio perché, dovendosi portare la consorte, aveva bisogno di un minimo di agio. Ma appunto questa grande struttura era immensa, ma non aveva degli appartamenti adeguati per ospitare Cosimo e Eleonora, che veniva fra l'altro da una corte come quella napoletana, dove certamente questa rusticità fiorentina non era, come dire, consueta. Quindi quando Cosimo decide di riconfigurare Palazzo Vecchio, si trova di fronte a una serie di questioni. In quel momento, fra l'altro, non c'è Vasari, perché Vasari è impegnato a Roma, fra l'altro è a servizio di Paolo III Farnese, il Papa con cui Cosimo litiga continuamente, tanto da farsi anche scomunicare per un breve periodo. Quindi non c'è Vasari, ci sono tutta una serie di maestranze molto brave che Vasari fra l'altro descrive con toni denigratori, perché naturalmente deve far emergere il suo contributo alla riconfigurazione di Palazzo Vecchio, ma insomma si tratta di lavori che incidono certamente sul palazzo, ma la grande svolta di riconfigurazione degli ambienti si avrà poi quando arriva Vasari, cioè dal 1555 in poi. Quindi poi questo palazzo, come sapete bene, ha delle preesistenze archeologiche molto forti, c'è il teatro romano, c'è un pezzo di città medievale sotto, probabilmente li avrete visitati, anche la struttura museale che è stata aperta. Ora qui andiamo velocemente, ma prima di parlare appunto del palazzo vorrei parlare anche dello spazio esterno, perché Cosimo, oltre a lavorare dentro, lavora anche fuori. Allora, c'è una frase molto bella di Vasari su Palazzo Vecchio. Lui dice che Cosimo volle modificare Palazzo Vecchio, ma lasciò l'esterno volutamente intonso. Quindi non è una mancanza di, come dire, creatività o fantasia, ma è un intervento introflesso quello che fa Cosimo, proprio perché soprattutto all'inizio Cosimo non vuole apparire come era apparso il suo predecessore, che infatti è stato assassinato, ma voleva, come dire, almeno dimostrare una continuità fra le istituzioni repubblicane e le istituzioni medicie. Quindi esternamente il palazzo non viene toccato proprio per una questione simbolica, proprio a ribadire una continuità fra un passato repubblicano e un presente fatto da un duca che, anche su questo non riflettiamo mai, nella dizione con cui Carlo V investe Cosimo come signore di Firenze, lui viene chiamato duca della Repubblica, che è un ossimoro assolutamente incomprensibile per la nostra sensibilità di oggi, duca di una repubblica. Quindi proprio per il fatto di essere duca di una repubblica, quindi anche necessità di garantire almeno simbolicamente una continuità. Quindi Cosimo interviene su un palazzo che è frutto di numerose trasformazioni e acquisizioni fra 300 e 400, ma soprattutto la piazza è una piazza che è stata, come dire, riconfigurata a più riprese. Vedete, questo è un disegno che ha fatto Trachtenberg per far comprendere come la piazza sia frutto di demolizione, configurazione, diciamo, alla metà del 300. Una configurazione che dà comunque regolarità a questo spazio e che, soprattutto poi con la costruzione anche della loggia dei Lanzi, la loggia della signoria, ma in realtà appunto è uno spazio che Cosimo trova abbastanza, diciamo, definito. Quello che a noi interessa è anche questa parte, quella dove poi sorgerà gli Uffizi, che invece è una parte totalmente, possiamo dire, degradata, comunque un'area separata addirittura in questo punto, quindi fra la loggia e Palazzo Vecchio, da un rialzo, quindi proprio un retro, una sorta di vicolo. Quindi la piazza, al momento che Cosimo si insedia in Palazzo Vecchio, non ha questo
rapporto diretto col fiume che invece acquisirà con gli Uffizi. Si diceva quindi che la piazza ha però una sua dignità, una sua austera e solenne regolarità dovuta appunto agli interventi trecenteschi. Questo è il nucleo arnolfiano. Poi abbiamo questa parte che viene costruita negli ultimissimi anni del 400 con il cortile della dogana e superiormente la sala del consiglio, la sala che poi sarà il Salone 500, ma che è costruita da Simone del Pollaiolo e da Savonarola appunto negli ultimi anni del 400, e poi abbiamo tutta questa parte che viene riconfigurata durante il governo di Cosimo, e poi il completamento che dà al palazzo questa forma che si deve addirittura a Ferdinando I. Quindi è un palazzo che è cresciuto quasi rispecchiando l'evoluzione politico-sociale della città stessa. In questa configurazione medievale, che ha comunque una sua dignità, perché noi pensiamo spesso, sbagliando, che il Medioevo non abbia il senso della misura. Ora qui c'è il professor Bertocci che è più consapevole di me di questi aspetti, al di là di questi grafici che ha fatto Trachtenberg, però il Medioevo ha una consapevolezza piena di cosa vuol dire il decoro urbano. Se noi pensiamo agli statuti delle città medievali, che addirittura arrivano a fissare la dimensione delle finestre. Noi sappiamo che Piazza del Campo, ad esempio, lo statuto di primi 300 impone che i palazzi abbiano delle bifore, quindi c'è un senso del decoro molto forte della città medievale, con una sensibilità diversa rispetto alla città rinascimentale o tardo rinascimentale, ma insomma il Medioevo ha una sua peculiare sensibilità di decoro e solennità. In questa piazza, quindi ipotecata dall'urbanistica medievale e con il palazzo quindi ingrandito già alla fine del 400, Cosimo lavora all'interno, vediamo qui delle immagini, lavora all'interno e poi interverrà invece in questa parte che è quella degli Uffizi. Questo è un documento iconografico di straordinaria importanza, è un affresco di Giorgio Vasari che si trova nell'appartamento cosiddetto di Leone X, quello a ridosso del Salone 500, dove raffigura l'ingresso trionfale di Leone X nel 1515 a Firenze. Cosa ci dipinge Vasari? Ci dà conto dell'assetto della piazza, ma soprattutto fa intravedere quale sarà appunto il suo capolavoro, diciamo, vale a dire la costruzione degli Uffizi. Ma fare questo tipo di scorcio è molto interessante, perché innanzitutto ci fa capire l'importanza delle sculture, cioè il David e l'Ercole e Caco di Bandinelli, quindi il David di Michelangelo e l'Ercole e Caco, a segnare quasi una direttrice visiva, e la sua intuizione di creare uno sventramento, quindi di andare a risanare questa parte dove appunto sorgeranno gli Uffizi, e creare un canocchiale prospettico, quindi una unità visiva fra la piazza e il fiume. Questa è l'intuizione e la genialità di Vasari, cioè quella di aver, come dire, recuperato una parte della città che era rimasta intrappolata, diciamo, fra il centro monumentale civico di Firenze e il fiume, e dargli una nuova funzione, dargli una nuova dignità. Poi se si va a vedere, ho cercato di farvi un particolare, si vedono le torri medievali che punteggiavano questa parte di città, e anche le casupole che come dire, erano state brano di questo settore urbano. Quindi è un'operazione che oggi chiameremo quasi di sventramento, di risanamento, che porta a riconnettere il fiume con il centro civico della città, quindi a riportare l'Arno dentro il nucleo monumentale della città stessa, in questa relazione
che poi si crea tramite questo scenografico partito architettonico, perché poi anche la scelta linguistica che Vasari fa per riconnettere il fiume con la città, che è un particolare rilievo. Lui sceglie, non a caso, un tema costruttivo straordinariamente importante, quella che noi storici dell'architettura chiamiamo la serliana. Che cos'è la serliana? La serliana è un costrutto architettonico che Serlio, questo trattatista bolognese della metà del Cinquecento, descrive e disegna in uno dei libri del suo trattato di architettura. In realtà non è che l'ha inventata Serlio. Serlio l'ha codificata e l'ha denominata. In realtà è un costrutto architettonico che nasce in età imperiale ed è praticamente il brano centrale degli archi di trionfo. Quindi c'è un arco centrale, più ci sono frammenti di trabeazione sostenuti da piedritti. Ecco, la serliana però, dall'età imperiale romana in poi, è un costrutto architettonico che si lega all'epifania del potere. Cioè, quando c'è da celebrare un imperatore, si costruisce una serliana. E guarda caso, Vasari qui costruisce una concatenazione di serliane, cioè una serliana al registro inferiore e un'ulteriore serliana sopra, dove guarda caso c'è una scultura che rappresenta una versione idealizzata di Cosimo I. Quindi in questo percorso quasi cerimoniale che riconnette la città al fiume, si crea un filtro monumentale caratterizzato da una sovrapposizione di serliane, e la serliana centrale, proprio quella, come dire, dove si deve incatenare lo sguardo del visitatore, ha come fulcro, come punto di fuga, la scultura, l'effigie idealizzata di Cosimo come Ottaviano Augusto. Quindi non si tratta soltanto di creare la sede per le magistrature, si intende di creare una monumentale riconnessione fra il fiume e il centro civico della città, filtrata però da questo brano di architettura straordinaria che guarda a Michelangelo, un Michelangelo astratto, un Michelangelo semplificato naturalmente, ma recuperando anche la bicromia tipica dell'architettura brunelleschiana, quindi sono tutti i caposaldi della tradizione fiorentina che Vasari va descrivendo come percorso celebrativo, Cimabue, Giotto, Brunelleschi, Michelangelo, che ritrova qui una sintesi eccezionale. Ma il vero protagonista di tutta questa celebrazione è appunto colui che paga, è colui che comanda, cioè Cosimo I. Nella sua autobiografia, naturalmente, Vasari celebra questo suo cantiere. 1559 cominciano i primi progetti e poi si va avanti fino alla sua morte, e poi l'ultimo piano verrà costruito addirittura col successore di Cosimo, Francesco I, ma quando descrive quest'opera soprattutto ci tiene a precisare il gesto progettuale che ha fatto nella testata verso l'Arno, perché lui dice che ha fondato sul nulla. Infatti ha dovuto creare delle sostruzioni sulla riva proprio per creare la base, quindi per avere lo spazio, quindi per avere modo di pensare a questa scansione, a questo ritmo. Vedete, c'è una reiterazione di questo modulo costruito da pilastro, colonna, colonna, pilastro e così via, che gli permette di dare regolarità ma anche monumentalità, e che poi deve terminare in questa parte sul fiume, che lui realizza appunto con un artificio tecnico di straordinario rilievo, cioè riesce quindi a spostare la riva del fiume e costruire, come lui dice, in falso, quindi dando prova di una straordinaria anche capacità tecnica. Ma la capacità proprio di saper gestire un progetto di architettura lo vediamo poi in pianta. Qui nella parte più vicina a Palazzo Vecchio si vede quali sono i moduli, quali sono le sedi delle magistrature principali, che rispondono a una modularità, no? C'è la stanza delle udienze e poi ci sono gli uffici che si ripetono.
ma se poi andiamo a vedere anche nelle altre più verso il fiume, ma soprattutto il braccio corto, vedete che in realtà Vasari è riuscito a conservare gran parte dell'edificato preesistente, a cui ha sovrapposto, a cui ha messo davanti questo straordinario porticato, una strada piazza che conferisce regolarità a questo luogo appunto che prima aveva tutto fuorché i caratteri della magnificenza, del decoro e della sontuosità. Qui si vede bene qual è la sua anche interessante proposta progettuale. Quindi è come se avessi un modulo, questa parte qui si deve a Francesco, quindi soffermiamoci alla parte di Cosimo, quindi c'è un partito costituito da un registro inferiore, colonne trabeate, colonne tuscanico-doriche, anche qui a richiamare un significato politico, cioè la Toscana, l'ordine tuscanico più antico di quello dorico perché è etrusco, quindi anche qui con una simbologia raffinatissima anche nella scelta dell'ordine architettonico. Poi un piano intermedio che noi chiamiamo piano attico, che dà luce a questa grande voltabotte che corre lungo tutto il percorso del porticato, e poi questa alternanza di finestre edicole che guardano naturalmente all'architettura della sagrestia nuova di Michelangelo, riportate però a un maggior rigore, a una maggiore semplicità, perché ormai la temperie è cambiata e le fantasie e le stranezze, fra virgolette, di Michelangelo è bene che siano ricondotte in un alveo di maggiore rigore e razionalità. Tuttavia, proprio in questo elemento, questo piano attico con queste bocche di lupo che illuminano la volta, la storiografia ha riconosciuto una citazione diretta dei portici del foro di Augusto a Roma. Quindi ancora una volta un Vasari coltissimo, certamente affiancato dall'amico Vincenzio Borghini, ma che riesce a dare corpo anche attraverso l'architettura a questo legame che c'è fra Cosimo e l'imperatore Ottaviano Augusto. Quindi l'architettura è un veicolo straordinario per ribadire questa continuità concettuale, culturale, fra il Principato di Cosimo e colui che ha inventato il Principato a Roma, cioè il primo imperatore, vale a dire Ottaviano Augusto. Quando poi appunto gli Uffizi cominciano a essere costruiti, anche la piazza prende forma. La piazza prende forma e le sculture, questo è il collegamento fra Palazzo Vecchio e gli Uffizi, quindi la partenza del corridoio vasariano, ci arriviamo fra un attimo, ma quello che vi dicevo è, una volta costruiti gli Uffizi, c'è anche un ridisegno della piazza attraverso che cosa? Attraverso un segno apparentemente semplice, ma anche qui di straordinaria raffinatezza. C'è da mettere una fontana nella piazza. Cosimo ha finalmente costruito l'acquedotto che serve il giardino di Boboli, ma questo acquedotto i suoi tecnici gli dicono che può portare l'acqua anche al centro della città. Firenze non ha mai avuto fontane, Siena ha avuto fontane nel Medioevo, Firenze non ha mai avuto fontane. Perché? Perché appunto l'acqua scarseggia, l'acqua sorgiva è una risorsa molto limitata. Ma Cosimo è riuscito a imbrigliare le sorgenti a Boboli, quindi con un acquedotto che serve il proprio palazzo e giardino, Palazzo Pitti e Boboli, passa attraverso il Ponte Vecchio e arriva fino al centro della città. C'è da creare una fontana. Dove piazzo questa fontana? Dove sistemo questa fontana? Fontana peraltro che poi è stata realizzata da Mannati e che non ha suscitato assolutamente grandi consensi per le sue fattezze, per la sua qualità artistica, ma in realtà se noi un attimo ci astraiamo da bello brutto della scultura di Ammannati, in realtà e guardiamo il posizionamento della fontana nella piazza, è un gesto progettuale di grande significato. Perché? Perché se noi immaginiamo come si viveva la piazza, soprattutto prima che venissero costruiti gli Uffizi, allora l'ingresso principale del Piazza della Signoria, diciamo fino a tutto il Settecento,
se non dopo, in occasioni cerimoniali. Non era da via Calzaioli, assolutamente no, ma era da via a via Farina mi pare, sì, non vorrei sbagliare ora la denominazione. Comunque da questa strada qua, che oggi ci sembra minore, ma il collegamento fra la Piazza Signoria e il centro religioso avveniva da questa piazza. Quindi tutti i cortei, le celebrazioni, eccetera, eccetera, avvenivano da questa strada. Quindi in questo modo l'asse, diciamo così, la parte di Palazzo Vecchio che si vedeva era quindi questo spigolo qua. Posizionare la fontana in questo punto l'angolo, ma far sì che la vista e quindi l'osservatore sia concentrato non tanto sullo spigolo, ma che sia portato a guardare anche oltre, a inquadrare, guarda caso, lo vediamo bene in questa slide, mi pare, ecco, a guardare verso questa parte, cioè verso questa straordinaria fabbrica che sono gli Uffizi, che è in costruzione. E infatti la base ottagonale, anche questa scelta non è casuale, è proprio una figura geometrica che fa sì che si debba percorrere, no? Che per essere come dire, compresa e colta tutta la scultura gli vada girato intorno. Quindi è come se l'osservatore fosse quasi spinto verso gli Uffizi. E questa non ci deve sorprendere, perché, ribadisco, gli Uffizi sono stati per secoli, l'area degli Uffizi è stata per secoli un'area esclusa dalla vita quotidiana della città. Quindi creare e posizionare la fontana qui, quando questa fabbrica è in costruzione, perché questa viene messa qui nel 1565 e a quel momento gli Uffizi sono a buon punto ma ancora non sono finiti. È come se si volesse quasi invitare gli ospiti illustri o comunque tutta la cittadinanza a scoprire, a dare un segno, quindi una sorta di snodo visivo per quest'altra porzione di città. La fontana, quindi, guarda caso, il nostro biancone guarda proprio verso gli Uffizi, quindi è orientato proprio verso gli Uffizi. Ma comunque questo asse da questo ingresso della porta, questo ingresso della piazza verso gli Uffizi stesso è ulteriormente ribadito dal figlio Ferdinando I quando vi collocherà il monumento equestre del padre. Se voi infatti vi chiedete perché, scusate, perché il monumento equestre sta proprio lì, ecco, questa è la fontana e vedete quello che vi stavo dicendo, no? Questo segno urbano verso gli Uffizi. Ma se voi guardate dove sta il cavallo, che qui vedete, il cavallo sta proprio, il monumento equestre che Ferdinando I fa realizzare in onore del padre Cosimo, sta proprio a segnare quest'asse. Quindi queste sculture hanno una posizione che ne valorizza certamente la facies artistica, ma che risponde a una visione di progetto a scala urbana molto accurata, che tiene conto delle visuali, che tiene conto delle gerarchie fra i monumenti, ma soprattutto che segna degli assi. È come se queste sculture materializzassero a livello visivo dei percorsi, come se fossero appunto degli snodi, delle mete, come si direbbe nell'antica Roma. Quindi via delle Farine, l'ho ribattezzata, scusate. Quindi l'ingresso principale alla piazza è da quel lato e questa foto mi sembra esemplare, vi fa capire come appunto questa posizione della fontana di Ammannati sia strettamente legata alla nuova fabbrica degli Uffizi. Del resto Ammannati e Vasari hanno collaborato in modo strettissimo, è Vasari che fa venire Ammannati da Roma, quindi come una sorta non tanto di collaboratore perché certamente un rapporto paritario, ma insomma è come se avessero trovato una sinergia, una modalità di collaborazione che con altri Vasari invece non ha saputo, non ha voluto costruire. E poi appunto, scusate, sto andando all'incontrario, questa straordinaria infilata, vedete, di sculture in relazione agli Uffizi. Cioè c'è un disegno, c'è una
capacità di gestire il progetto dove architettura e scultura, ma anche la pianificazione, diremo oggi, urbana, è sincretica, è organica, trova una sintesi di assoluta armonia. E consideriamo che Vasari dice cose terribili su questa scultura di Bandinelli. Bandinelli era uno dei suoi più acerrimi nemici, naturalmente, ma perché Bandinelli era un altro che come dire, ci sapeva fare e si era soprattutto come dire, resa amica la duchessa Eleonora. Però Bandinelli come architetto in realtà non si è mai, come dire, confrontato con l'architettura, mentre Vasari, oltre che pittore, è stato architetto, come Amannati è stato, oltre che scultore, architetto. Quindi entrando in Palazzo Vecchio appunto proprio in occasione delle nozze fra Francesco I e la Giovanna d'Austria viene ulteriormente riconfigurato. Questi stucchi sono gli interventi che Vasari realizza per rinnovare il cortile quattrocentesco, ci sono poi tutti questi affreschi che rappresentano vedute di città austriache, mentre questi che vedete qui sono questi ovali che dovevano contenere le stesse effigi delle medaglie che vi ho fatto vedere all'inizio. Purtroppo solo alcune si sono conservate, in gran parte si sono deteriorate e quindi non sono più riconoscibili. Questa fontana, che è costituita dal putto di Verrocchio che stava a Fiesole, rimontato su questa base e su questo elemento verticale, è un'opera legata alla costruzione dell'acquedotto. Quindi Cosimo quando fa arrivare l'acqua in piazza, la fa arrivare anche al centro del cortile e fa realizzare dai suoi artisti questa fontana. Vedete che comunque è una fontana piccola, non è una grande fontana, non sono le grandi fontane romane, proprio perché a Firenze l'acqua scarseggia. C'è infatti una descrizione della fine del Cinquecento dove si dice che la fontana è tanto bella, questa del Nettuno, ma è quasi sempre senza acqua. E infatti questo importante studioso di scultura italiana, che è John Pope Hennessy, ha sempre sostenuto che le fontane fiorentine sono così ricche di scultura proprio per mascherare la pochezza d'acqua. D'altra parte, forse saprete che gli acquedotti erano realizzati mettendo questi tubi di terracotta di forma conica, incastrati l'uno con l'altro e tenuti insieme da pece e fibra di canapa. Quindi quando c'era una variazione di pressione molto spesso si rompevano. Quindi oltre alla scarsità delle sorgenti, che spesso d'estate si esaurivano, c'erano anche problemi proprio di manutenzione, perché erano, come dire, strutture molto, molto fragili. In realtà Cosimo pensava anche di realizzare una gigantesca fontana sulla parte opposta siamo nel anno 500, quindi nella parte opposta all'udienza, dove ora c'è quella finitura, quel partito architettonico che si deve ai lavori post Firenze Capitale, e la fontana che doveva stare nel Salone 500 la vedete nel cortile del Bargello, è quella straordinaria fontana rimontata proprio in occasione della mostra di Ammannati del 2011, dove c'è un grandissimo arco in marmo con una serie di figure, e quella fontana era stata pensata proprio per la parete opposta all'udienza. Poi anche lì, sia perché forse sia cambiata l'orientamento della committenza, ma probabilmente proprio per la mancanza d'acqua, la fontana non è stata realizzata. Però non è stata realizzata la fontana, ma è stata realizzata nel Salone 500 la grandiosa impresa di rialzare
il soffitto e di decorare le pareti. Come saprete, la sala grande, come vi dicevo prima, è stata costruita alla fine del 400 per volere di Savonarola per accogliere il consiglio allargato, quindi 3.500 cittadini eletti. Quindi a Palazzo Vecchio non c'era una sala per raccogliere 3.500 persone e Savonarola dice facciamo una grande sala. Questa sala però viene considerata poi troppo spoglia e allora Pier Soderini chiamerà Leonardo e Michelangelo a decorarla. Leonardo farà quel disastro della battaglia d'Anghiari che è stata cercata senza successo perché non c'è più volte. Comunque lasciamo perdere Leonardo e Michelangelo che si confrontano nel 1504-1506 a decorare la sala che Savonarola aveva voluto e arriviamo appunto nel 1565 quando Vasari propone a Cosimo di rinnovare questa sala. E come la rinnova? Innanzitutto la rialza di ben 6 metri, quindi tutta questa parte che vedete qua, questa reiterazione di finestre in parte finte e in parte vere, sono frutto di un rialzamento. Quindi è un'operazione straordinariamente difficile, perché Cosimo abitava nel palazzo, quindi immaginatevi di piazzare delle gru gigantesche, quindi creare un cantiere così complesso mentre il duca e la duchessa stanno dentro. Ora magari saranno andate anche in giro per ville, ma insomma c'era persone che ci abitavano. Cosa fa? Smonta le gigantesche capriate che il pollaiolo aveva realizzato, sono capriate di 22 metri di larghezza. Sono 17 metri, quindi sono più grandi di quelle di Santa Croce. Sono quasi una volta e mezzo, un terzo più grandi di quelle di Santa Croce. Tanto per dirvi quanto. E quindi smonta le capriate precedenti, le riconfigura in parte e le rimonta al loro posto. E ci appende, e quindi da sotto, ci appende questa straordinaria macchina lignea che contiene una serie di dipinti che hanno un significato allegorico straordinario. Ora non ci stiamo a soffermare perché non c'è tempo, ma comunque se voi prendete il libro di Alessandro Cecchi e Ettore Allegri potete trovare proprio dipinto per dipinto il soggetto, la datazione, quanto è costato, eccetera, eccetera. Ma volevo qui richiamare la vostra attenzione su questo aspetto. Questi dipinti sono dei quadri che sono montati sopra la griglia, quindi anche qui la genialità di Vasari. Lui si è dipinto nel suo studio in Santa Croce questi dipinti a cavalletto che poi sono stati messi dall'alto, come ancora stanno, nelle loro apposite collocazioni. Questo perché stare a dipingere così, ce lo dice Michelangelo, è molto molto faticoso e Vasari invece naturalmente è un gran signore, lui è un cortigiano e quindi se li ha fatti a casa sua e poi li ha portati lì. Per quanto riguarda invece gli affreschi, come sapete lui ha realizzato, questo è vero, una superficie di mezzane, quindi le ha accostate, ma non c'è l'intercapedine che ci suggerisce chi ha cercato Leonardo dietro, perché in realtà in molte parti poi c'è proprio una contiguità, quindi non c'è un intercapedine dove cercare ancora Leonardo dietro Vasari, assolutamente no. Anche recentemente abbiamo fatto, ormai sono passati anni, nel 2019 abbiamo fatto un grande libro sul Salone dei 500 a cura mia, di Roberta Barzanti, Gianluca Belli e Cecilia Frosinini, dove potete trovare proprio tutta la storia di questo ambiente con anche delle analisi molto specifiche che dimostrano che la parete, soprattutto queste sopra questa sorta di zoccolo, sono strettamente contigue alla muratura precedente. Comunque questa è un'altra delle straordinarie opere di Vasari, perché avere l'idea di sollevare di 6 metri vuol dire creare un ambiente ancora più monumentale e soprattutto di realizzare questa straordinaria macchina di propaganda politica attraverso questi dipinti che raccontano la storia di Firenze, la Florenzia romana,
Cosimo che governa le arti, insomma tutto un apparato, un significato simbolico altissimo che diventa quasi un racconto per immagini per chi viene accolto dal Granduca, dal Duca e poi Granduca nella sala più importante del palazzo. Il corridoio vasariano permette poi di collegare, vado alla conclusione, di collegare Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, costruito in soli 8 mesi, in modo però, anche qui forse non troppo, come dire, corretto dal punto di vista costruttivo. Anche le indagini più recenti hanno riconosciuto che non c'è una grande qualità costruttiva, ma d'altra parte 8 mesi per realizzare un percorso così articolato non è semplice. Come vedete, ma forse lo saprete perché è uno degli aneddoti più noti, i Mannelli non dettero il permesso di attraversare la loro torre, quindi fu creato questo sporto, cioè quindi in quel caso il corridoio circumnaviga la torre e quindi non potendoci passare ci passa intorno. E poi vi volevo sottolineare che la parte di affaccio su Santa Felicita non è stata fatta da Vasari, ma è stata fatta dal figlio Ferdinando I, come pure l'arrivo direttamente a Palazzo Pitti, perché al tempo di Vasari si fermava in questa posizione, dove si trova l'attuale Grotta Grande di Buontalenti, che comunque non è un'opera totalmente buontalentiana, perché lì proprio Vasari aveva costruito un vivaio che serviva come accumulo d'acqua per tenere in pressione tutto il sistema idraulico pensato per alimentare le fontane di Pitti. Questo lo vedete a livello di percorso aereo, quindi è una straordinaria passeggiata coperta lungo la città. Qui si vede quello che dicevo prima, cioè la strategicità di questa scelta di questo luogo, perché qui c'è l'acquedotto che corre sotto quello che oggi è l'anfiteatro barocco, e che prima era un anfiteatro un teatro di verzura, quindi qualcosa fatto con le piante e l'erba. Qui passa il condotto e che permetteva quindi da fuori le mura di entrare verso il palazzo e di uscire viceversa. Questo nucleo è la fortezza del Belvedere. La palazzina è un edificio voluto da Cosimo I, la fortezza intorno l'ha voluta Ferdinando, quindi vedete c'è anche una contiguità fisica fra la committenza del padre e del figlio. Qui alcune vedute del corridoio, ecco, il corridoio quindi si fermava qui al tempo di Vasari e quello che vedete, quindi la Grotta Grande di Buontalenti, è in realtà la riconfigurazione di una struttura preesistente voluta dallo stesso Vasari. Palazzo Pitti, come sapete, è al tempo di Cosimo I una struttura molto più piccola, perché l'ampliamento della facciata avviene riprendendo l'immagine quattrocentesca a più riprese nel corso del 600 e del 700, ma appunto quando Eleonora e Cosimo comprano il palazzo è questa la situazione, cioè c'è il grandioso comunque palazzo di Luca Pitti, 50 metri di facciata, scusate se è poco, queste finestre sono alte 2 metri, quindi, no scusate, sono alte quasi 8 metri, mentre queste conci sono 2 metri, tanto per rendervi conto della monumentalità della facciata. E quando Eleonora compra il palazzo, lei si concentra soprattutto sul giardino, e quindi quello che Giusto Utens alla fine del Cinquecento ci mostra è il giardino sostanzialmente nel progetto voluto da Eleonora, mentre quando Eleonora muore, Cosimo I dal 1562 in poi commissiona ad Ammannati la costruzione di tutta questa parte. Quindi Eleonora si era accontentata di lavorare sul giardino e di stare in questo palazzo mezzo finito che avevano acquistato dagli eredi di Luca Pitti, mentre Cosimo, quando muore la moglie, cambia strategia e fa costruire ad Ammannati questo gigantesco e spettacolare corpo a U che sta dietro la facciata quattrocentesca.
con anche, come si vede bene, questo contrasto fra la parte Cosimo Ammannati e la parte invece quattrocentesca. Poi, come vi dicevo, nel corso dei secoli successivi la facciata sarà ampliata, verrà costruita la piazza mediante demolizioni, però quello che è straordinario è che quando ai primi del Seicento si decide di ampliare la facciata, si sceglie di mantenere testardamente l'immagine quattrocentesca del palazzo, ma del resto questa straordinaria fabbrica quattrocentesca e la sua importanza lo si rivela anche nel nome. Quando Eleonora compra il palazzo, questo manterrà il nome del primo committente, Luca Pitti, Palazzo Pitti. E la corte lascerà Palazzo Vecchio per trasferirsi a Palazzo Pitti soltanto alla fine degli anni '80 del Cinquecento, quindi con Ferdinando I. Pertanto, con Cosimo I e Francesco I, la corte risiede a Palazzo Vecchio. Questa è una residenza, come dire, complementare. Il trasferimento della corte da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti si avrà soltanto con Ferdinando. Qual è l'importanza del progetto? E poi vado veramente a chiudere. L'importanza che Eleonora e il primo architetto, che in questo caso è Niccolò Tribolo, che fa in tempo solo a iniziare e poi muore, poveretto, il progetto è quello di creare questo nucleo, perché questo è il nucleo cinquecentesco, quindi lo vediamo qui in queste piante, tutta questa parte qui, lo rivediamo in tutta questa parte qui, mentre questa zona qua, che rivediamo anche qui, e che rivediamo anche qui, sono tutte ampliamenti che si realizzano nel corso dai primi del Seicento in poi, quindi Cosimo II, Ferdinando II, eccetera. L'idea è quella di creare un asse straordinario e di regolarizzare l'orografia di questo luogo. Qui dietro si è detto, proprio a ridosso del palazzo, c'era la cava, una cava di pietraforte, da cui Luca Pitti aveva tratto le pietre che sono servite per costruire il palazzo, quindi un cantiere a chilometro zero, possiamo dire. In questo luogo irregolare che il tribolo aveva ereditato appunto dalla fabbrica quattrocentesca, si crea una prima sistemazione a teatro, un teatro di verzura, con poi tutti questi giardini formali che ospitano non soltanto piante alberature, ma anche addirittura delle piccole vigne, degli alberi da frutta. Questo asse però è quello che conta, questo asse che lega il piano nobile del palazzo fino ad arrivare addirittura al longitudinale, un asse longitudinale su cui poi vengono posizionate le fontane principali. Ancora una volta la scultura serve da snodo visivo, quindi a materializzare una visuale, a dare corpo a qualcosa che deve essere percepito come elemento strutturante l'intervento. Ecco, mi pare, sono finite le diapositive. È finito anche il nostro tempo, grazie.